Continuano le prese di posizione sui mancati fondi destinati dal PNRR per la nostra provincia. Dopo il forte grido di allarme lanciato dal presidente dell'Ordine degli Architetti Rino Lamendola e di Fratelli d'Italia con il suo coordinatore Pisano e dal segretario della UIL Gero Acquisto, oggi in merito interviene anche l'onorevole Carmelo Pullara. Leggo che oggi molti si stanno svegliando solo adesso e si accorgono con colpevole ritardo che a fronte di più di 80 miliardi di euro destinati al Mezzogiorno d'Italia, nel Recovery Plan non è previsto alcun stanziamento per le infrastrutture nella nostra provincia. Lo avevo già detto, purtroppo in solitaria, afferma Pullara, che bisognava pensare a intercettare i finanziamenti e a non lasciarci sfuggire l'occasione per poter chiudere finalmente l'anello autostradale. Mi ero accorto che nulla si stava facendo, eppure Agrigento è l'unica provincia senza un centimetro di autostrada. Avevo parlato di potenziare gli scali portuali con i dragaggi su tutto e di pensare finalmente a uno scalo aeroportuale per il nostro territorio. Nessuno allora si è preoccupato di rilanciare, nessuno ha abbozzato uno straccio di comunicato. Oggi a cose fatte leggo di una partecipazione sociale così alta sui temi che da anni cerchiamo di portare all'attenzione della nostra generazione. Quando si tratta di sviluppo bisogna mettere da parte i colori politici differenti e chiedere tutti insieme di fare di più per i giovani. Su tale argomento interviene anche il coordinamento della Lega delle Cooperative Siciliane di Agrigento, Palermo e Trapani, che fa proprio il grido di allarme lanciato dall'Ordine degli Architetti in merito al rischio che la provincia di Agrigento e la Sicilia siano tagliati fuori dai fondi del PNRR e il Recovery Plan. Lo scorso luglio, come Lega Coop Sicilia, Coordinamento Agrigento, Palermo e Trapani, abbiamo diramato un comunicato nel quale si denunciava da un lato il rischio che la Sicilia e la provincia di Agrigento restassero tagliate fuori, dall'altro la situazione nel quale versano i diversi comuni della nostra provincia e dell'intero Mezzogiorno, senza parco progetti, con i bilanci spesso non in grado di assicurare quelle premialità richieste dai bandi PNRR. Nei prossimi giorni, continua la Lega Coop Sicilia, di concerto con i presidenti di Lega Coop territoriali delle regioni del Mezzogiorno, lanceremo una forte iniziativa su questi temi con l'intento di costruire un fronte comune in grado di rilanciare il tema dello sviluppo del Mezzogiorno e della Sicilia.